Giorno 1 luglio la mannaia della Spending Review si abbatterà sui precari. Ecco, l'ASP di Agrigento è uno degli enti colpiti. Oggi voi avete deciso di protestare per cercare quantomeno di essere ascoltati e per far sì che dall'1 luglio davvero per voi non finisca il lavoro. Noi dal 1° luglio siamo tutti in scadenza, siamo un numero più o meno, insomma, direi non molto numeroso, però dico siamo delle persone che investiamo all'interno di questa azienda per tanti lunghi anni, per dire chi 10, chi da 12, chi da 15 e sino ad ora abbiamo investito nei riguardi di un'azienda chiaramente che si ritorce contro i nostri interessi tagliandoci fuori da ogni nostro diritto. Noi siamo dei precari che abbiamo sacrificato noi stessi, sacrifichiamo le nostre famiglie, anni di lavoro, di investimento nei riguardi di un'azienda che abbiamo, dico, tra le mani solo un pugno di mosche e nient'altro. Siamo a conoscenza di una delibera di qualche giorno fa fissa appunto in portineria degli uffici amministrativi, dove si dà la possibilità a 27 infermieri con punteggi sicuramente inferiori ai nostri, per un incarico che si protrarrà fino al 31 dicembre 2015. Noi veniamo tagliati fuori. Chi di noi, chi come me ha iniziato a lavorare ad agosto dell'anno scorso, dunque con un incarico che non ha neanche completato un anno, chiaramente i nostri incarichi sono sempre stati a discrezione dell'azienda e per tappare i buchi, cosa che non viene assolutamente percepita dai nostri primari, dalle persone con la quale appunto abbiamo a che fare in ospedale, perché per loro siamo un pilastro importante, fondamentale, proprio perché abbiamo acquisito una professionalità che chiaramente il nuovo arrivato non ha. Qualora non ci sia alcun riscontro da parte dell'ASP, chiederete magari un incontro con l'assessore regionale Lucia Borsellino, ecco, che è la competente al ramo. Allora, noi più volte abbiamo chiesto un appuntamento all'assessore Borsellino, mai purtroppo concretizzato, perché chiaramente dico loro avranno i loro impegni, sottovalutano forse quelli nostri, che sono quelli di portare a casa un pezzo di pane per noi e per i nostri figli. Andremo avanti sino ad arrivare al governo regionale, perché noi siamo certi e sicuri che per loro il precariato in Sicilia è già finito da tempo, invece la verità è un'altra, che l'80% dei cittadini della regione Sicilia siamo tutti precari e reggono i servizi sulle nostre spalle.